Antonello Attanasio, responsabile del CONI Agrigento, una manifestazione molto bella, quella che si è svolta all'auditorium del Niccolò Gallo, che ha visto la premiazione e anche la partecipazione di tante realtà sportive minori ma ugualmente importanti che si sono distinte nel mondo dello sport. Sì, non è stata un'impresa facile perché il mondo sportivo è così variegato che non abbiamo potuto, voglio dire, ci è voluto tutto un grande lavoro di ricerca, di contatti, però alla fine sono felicissima della riuscita anche per i consensi che sto ricevendo e abbiamo cercato di mettere in vetrina tutte le nostre eccellenze, gli atleti prima, perché abbiamo premiato 16 tra campioni italiani e atleti che hanno partecipato ai campionati del mondo e ai campionati europei, hanno vestito la maglia azzurra e voglio dire, con tutto quello, perché si pensa anche nelle statistiche la provincia di Agrigento proprio per la qualità della vita sportiva è sempre nelle ultime posizioni delle graduatorie. Dispiace pure perché certo queste graduatorie sono fatte in base anche agli indici dei tesserati, degli impianti sportivi, dei luoghi di allenamento delle nazionali olimpiche, ma sicuramente noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno. I nostri campioni, e l'ho anche evidenziato nel mio discorso, moltissimi sono giovani, 16enni, 17enni, under 18, che ci fanno sperare. Io dicevo il sogno azzurro, cioè con alcuni di loro effettivamente possiamo sperare di vederli nelle manifestazioni competitive, nelle Olimpiadi giovanili, ma anche diciamo, nelle Olimpiadi quelle estive. Ricevere un premio è veramente bello e importante. Ma dietro a un riconoscimento del genere, la Stella di Bronzo, ci sono sicuramente tanti anni trascorsi nei campi, trascorsi a rincorrere un pallone, a dare indicazioni anche ai giovani, a impartire e dare regole di gioco ma anche regole di vita. Quindi sono molto orgoglioso di ricevere questo premio, ringrazio Antonella, ringrazio il CONI per avermelo assegnato e chiaramente per me è un modo per andare avanti ma anche per ricordare un po' tutte le attività svolte da calciatore, da tecnico, da dirigente, quindi si continua a portare avanti il proprio impegno con ancora maggiore impegno e grande professionalità. Un riconoscimento è stato dato anche al collega, collaborava anche con noi, Butera, prematuramente scomparso, cui tu eri particolarmente legato. Sì, assegnare il premio a Tonino in questo momento per me è stato aver dato questo premio è difficile forse accettare il fatto che non ci sia più, quindi ricevere un premio significa anche riconoscere a Tonino il grande impegno che ha dato non solo nell'ambiente calcistico, nell'ambiente della società Regona, ma anche come dirigente della federazione e come anche tu sai come un giornalista, quindi una persona splendida che è andato via prematuramente e che tutti ricordiamo con grande gioia perché ha dato veramente tanto, è una persona che va ricordata e va veramente... Che ha dato tanto allo sport anche. Ha dato tanto allo sport e quindi merita veramente questo riconoscimento e dispiace non averlo più assieme a noi. Un riconoscimento importante oggi che il CONI ha voluto dare al collega Tonino Butera, nostro grande amico oltre che collaboratore, è diciamo, un momento importante anche per la famiglia. Sì, oggi siamo qui, siamo stati invitati dalla dottoressa Attanasio, un riconoscimento che merita tantissimo. Noi non vogliamo ricordare papà come persona che non c'è più, ma papà vive sempre con noi. Oggi questo riconoscimento è importante, lui è stato un uomo di calcio, un uomo di sport, soprattutto quindi di calcio e niente. E che tanto ha fatto anche per lo Stadio d'Aragona, insomma. Sì, diciamo che si è prestato per far sì che il campo di Aragona fosse rinnovato. Oggi infatti se riusciamo a svolgere attività dentro quella struttura diciamo che il merito è soprattutto suo, quindi bisogna credere in quello che si fa, lui ci credeva e ci è riuscito. Assessore Ciulla, manifestazioni come queste quanto sono importanti anche per la valorizzazione degli sport minori
come diceva la delegata Alconi Antonella Attanasio. Sì, oggi si celebra la giornata, la festa dello sport, quindi un momento di aggregazione, comunque un momento di scambio anche di valori sportivi e non solo, ma anche di scoperta per alcuni di nuove discipline che talvolta sono, diciamo, non visibili come siamo abituati a vedere il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, ma ci sono tantissime discipline che veramente compensano, ecco, come diceva la professoressa Attanasio, anche quelle mancanze di carenze delle grandi strutture che la nostra città, dobbiamo dire, purtroppo ancora oggi ha queste carenze. Quindi l'impegno di portare avanti, io ringrazio ancora pubblicamente le dirigenze, i dirigenti che quotidianamente si impegnano per portare avanti lo sport, per portare avanti queste iniziative che intanto servono ai ragazzi, servono ai giovani per la crescita sia fisica che comunque anche mentale e che comunque fanno crescere anche nuovi atleti che possono portare alto il nome dello sport e della nostra città e della nostra comunità agrigentina. Poi per quanto riguarda anche tutte le discipline sportive, veramente c'è tanta carne sul fuoco nel nostro territorio. Oggi stanno premiando decine e decine di atleti e dirigenti sportivi, quindi è importantissimo che ci siano questi momenti. Un riconoscimento oggi alla memoria di tuo padre, ecco, da parte del CONI, insomma, un momento anche di commozione, ed è bello che un'istituzione come il CONI se ne ricordi. Sì, sì, assolutamente. Papà ha investito una gran parte della sua vita nello sport, in particolare nella pallacanestro, tra sforzi sia economici ma anche emotivi. È riuscito a portare Agrigento nel lustro nazionale della pallacanestro. Ancora oggi con i miei fratelli abbiamo ricevuto questa eredità di questa squadra e ci impegneremo come sempre, come ha fatto papà, a mantenerla in questo lustro nazionale. Obiettivi della squadra? Obiettivi della squadra al momento la salvezza, si cerca chiaramente di creare dietro la squadra un brand che possa essere sempre un veicolo della comunicazione delle società agrigentine e poter portare i nostri prodotti, la nostra identità siciliana in giro per l'Italia. Mi è stato dato oggi questo riconoscimento da parte del CONI per l'attività di promozione sportiva che ho svolto nel corso di non pochi anni, diciamo. Ringrazio per questo la professoressa Attanasio che mi ha riconosciuto questo premio. Sono felice soprattutto perché con i tempi dovuti continuo a essere nel mondo dello sport e naturalmente con un ruolo diverso rispetto agli anni passati, dove ho fatto sia il giocatore che l'allenatore. E adesso sono impegnato a dirigere il centro polisportivo del villaggio Peruzzo, dove abbiamo diverse attività, dal calcio al tennis tavolo, per cui spero di continuare ad occuparmi ancora di... Centro che è cresciuto parecchio in quest'ultimo periodo. Sì, e dire con i nostri soci ci siamo impegnati perché abbiamo ristrutturato tutti gli impianti, fra l'altro abbiamo anche, diciamo, la fortuna di essere in una posizione, diciamo, geografica che diciamo, è appetibile per gli abitanti, perché è un posto centrale dove poter venire a svolgere attività sportive.